Mamma mia, che occhiaie che c'ho, ragazzi. Sono 3 settimane che con questo cacchio del Covid siamo ritornati a fare streaming. Non ci vedo più dalla fame. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, l'altro giorno un corsista mi ha detto: Simo, come si fa a fare una timeline? E io ho pensato tra me e me, che cazzo ne so, non l'ho mai fatta. Facciamolo! Avete fatto tutto quanto? Vi siete iscritti al canale anche se non ve l'ho detto, tutte quelle cose lì? Va bene, dai, facciamo che ci credo. Allora, andiamo. Ho deciso di fare una timeline. Sapete cos'è una timeline? Beh, se non lo sapete lo scoprirete strada facendo. Allora, però ho deciso di farla un po' diversa dal solito. La facciamo in Flexbox e mi sono andato a prendere tutti i colori di Facebook per copiare i colorini per fare una dark mode timeline, che mi piaceva molto di più come opzione, tanto per non fare la solita timeline banalissima. Allora, vediamo un po'. Mi sono preparato gli asset. Sì, abbiamo una cartella. Nella cartella mi sono preparato il collegamento al foglio di stile e mi sono preparato l'H1 che vedete scritto, e nel foglio di stile mi sono preparato i soliti asset, quindi margin 0, padding 0, box size in border box, famiglia, i colori di background e i colori del testo che mi sono preso da Facebook, ok? E poi la formattazione di alcuni titoli che io andrò a utilizzare, più un paio di media query per renderla responsive, quindi un paio di breakpoint, ok? Allora, andiamo dall'inizio. Parto da qui. La prima cosa che mi vado a creare è un div class timeline, che andrà a contenere tutto quello che ci serve. All'interno di questo div vado a creare una lista e all'interno di questa lista creerò una prima voce con all'interno un div che chiamerò timeline item, e all'interno di questo andremo ad inserire un lorem ipsum come titolo, ipsum dolor sit ammet, direi che può bastare, e un P con un po' di testo, bah, anche meno, diciamo possiamo arrivare fino a qua, tipo, dai, non esageriamo. E poi sotto questo div, quindi dopo la chiusura di questo div, andiamo a crearci un div che chiameremo time, e con un H4 andiamo ad inserire December 2020, mettiamo dicembre 2020, ok? Ovviamente li lasceremo tutti uguali. Dopodiché mi vado a prendere questa intera voce della lista, che qua vado anche a settarmi lista, così sappiamo che qui è chiusa, anche se ovviamente si vede perché è una lista. Copio questo elemento, vado qua sotto e me faccio 2 e ciao, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dai, facciamone 8. Quindi se vado a ricaricare la pagina avremo questa sequenza di voci della lista. Adesso passiamo alla creazione della timeline vera e propria. Con l'HTML abbiamo finito, ci basta passare al foglio di stile e vediamo cosa ci serve. Partiamo da qui e richiamiamo la classe timeline. A questa classe nello specifico andiamo ad assegnare un position relative, farà da ancora quindi per una serie di contenuti che poi andremo a gestire, margin 50 pixel auto, quindi andiamo a centrare la nostra timeline e a spostarla un po' da sopra e sotto. Per poterlo fare ovviamente dobbiamo assegnare una larghezza alla timeline, facciamo il canonico 1160 che ci propone anche Adobe XD, e poi facciamo un padding bottom di 40 pixel. Vediamo un po' cosa succede. Ok, perfetto, e fin qua ce l'abbiamo. Adesso lavoriamo sul timeline due punti before, lavoriamo sullo pseudo elemento before, vediamo cosa ho bisogno che faccia. Allora, position absolute content, essendo uno pseudo elemento devo comunque dichiarare questo parametro, left 50%, top meno 40 pixel, ce lo scrivo giusto come sempre, aiuta, 2 pixel di larghezza, un'altezza pari al 100%, quindi in questo caso del relative, e poi gli diamo un colore di background perché si veda 3A, 3B, 3C, sempre perché mi sono segnato qui a fianco tutti i colori di Facebook che avevo deciso di utilizzare. Vediamo un po', salvo, vediamo cosa succede. Ah, non succede una mazza perché giustamente ho sbagliato a scrivere timeline
Ma ditemele le cose però quando le vedete. Ok, ecco qui la nostra timeline, piazzata qui obiettivamente nella posizione in cui al momento deve stare. Andiamo poi a richiamare la UL, timeline UL, e gli andiamo a dire list style none, benissimo, e poi cominciamo a elaborare le liste. Punto timeline li, e andiamo. Anche queste saranno in position relative perché faranno da ancora per gli elementi al loro interno. Width 50%, facciamo un padding di 20 pixel, 40 pixel, 20 sopra sotto, 40 a destra e a sinistra. Colore di background, sempre colori di Facebook, 24, 25, 26. Mi piacciono i colori in sequenza a Facebook, non so se avete notato. Border radius, facciamo pixel. Un margin bottom di 50 pixel, salviamo e vediamo che ne esce. Ok, direi perfette, e adesso dobbiamo cominciare ovviamente a distribuirle. Quindi display flex, diciamo a tutte le liste di essere in flex. Se salvo e ricarico ovviamente andranno una a fianco all'altra, ma anche no, ok, sì, gli elementi al loro interno sì, andranno uno a fianco all'altro, giustamente, non sto lavorando sulla timeline ma sulla singola lista ovviamente. E poi andiamo a dare un flex direction column in maniera che siamo certi che vanno una sotto l'altra, anche se comunque già lo stanno facendo di default, vedete. Quindi adesso gli elementi tornano al loro posto e gli elementi all'interno della lista più che altro vanno al loro posto. Adesso voglio lavorare sui pari e dispari, quindi mi vado a prendere timeline LA e vado a richiamare nth child, il figlio odd, e gli diciamo text align right, che non prende così ovviamente, text align right, ok. Con il solito principio di flexbox spostiamo dall'altra parte, quindi margin right auto, li mandiamo al lato opposto rispetto a dove si trovano, e poi li facciamo rientrare un po', margin left meno 20 pixel. Salviamo e tutte le HOD si posizioneranno in questo modo, vedete? Quindi tutti i dispari in questo caso. Facciamo la stessa cosa ovviamente con gli even, quindi copio, vado qui sotto, sostituisco e scrivo even, e ovviamente devo andare a invertire i due parametri, quindi questo diventa left e questo diventa right, sempre a meno 20, quindi dovremmo esserci left auto text align left, anche qua cambiamo il posizionamento del testo, va bene, perfetto, vado, giro e ce l'abbiamo. Anche in questo caso siamo a posto. Non ho capito perché non mi va al centro invece. Non mi va al centro questa, vediamo un po'. Perché non vai al centro? Perché ho sbagliato a scrivere anche questa volta. Troppa fretta oggi ragazzi, vi ho detto che non ci vedo più. Eccola lì. Perfetto. Molto bene, adesso ci siamo. E queste sono posizionate. Quindi andiamo adesso ad inserire un po' di ghirigori utili alla causa. Quindi vediamo un po'. Allora, nel progetto che mi ero creato prima, qui siamo a posto, abbiamo fatto. Adesso voglio lavorare sui before e gli after dei pari e dispari. Quindi per fare questo andiamo qua sotto. Andiamo a prenderci. Allora, intanto facciamo il punto timeline item e andiamo a dare un padding bottom di 20 pixel. Ok, perfetto. Adesso vado a prendermi quindi questo qui, partiamo con questo odd e gli diciamo allora odd due punti before, ok, e gli andiamo a dire vabbè, content, come sempre essendo uno pseudo elemento dobbiamo inserire questo, poi position absolute, che come sempre Atom canna clamorosamente. Facciamo top 24 pixel, right meno 26 pixel, ok, poi width facciamo 10 pixel, height 10 pixel, ok, e andiamo a dargli il colore di background che mi sono segnato 4494FF, 4494FF, ok, e un bel border radius di
50%. Allora, vediamo un po', salvo, vediamo cosa abbiamo fatto. Abbiamo creato, vedete, i pallini per queste, il classico pallino della timeline. Adesso ovviamente dobbiamo fare la stessa cosa per quell'altro, quindi ci andiamo a ricopiare questa parte di nuovo, la mettiamo qui, la buttiamo giù qua, quindi qui è even invece di odd ovviamente, e a differenza di questo dobbiamo andare ad inserire quindi position absolute, top è 24, il left diventa meno 24, non 26 ma 24, mi sembra, ci sono 2 pixel di differenza, va bene, width, il colore è lo stesso, il border radius è assolutamente lo stesso, quindi obiettivamente ci dovremmo essere, vediamo un po' se è vero, ed ecco qui anche l'altro pallino che è perfettamente centrato, sì sì, perfetto, perfect, molto bene, ottimo. Ovviamente non è finita qui, adesso dobbiamo andare a prenderci di nuovo questo odd e andiamo a formattarci il punto time, il pulsantone che abbiamo fatto con la data, l'H4 per capirci, diciamo punto time e gli andiamo a dire position, anche in questo caso absolute, poi top 12 pixel, right, right, meno 200 pixel, ok, poi padding 8 pixel, 16 pixel, molto bene, anche questo è giusto, background, gli andiamo a prendere colore 4E, 4F50, 4E, 4F50, benissimo, border radius, facciamo 18 pixel, ok, allora posizione bla bla bla, fatto anche questo, vediamo cosa è uscito, e abbiamo questo, posizionato qui perfettamente dove volevo, è perfettamente allineato anche con questo, pixelino in più, pixelino meno, insomma poi ve li sistemate, e poi abbiamo la stessa identica cosa, solo che dobbiamo farlo con quell'altro che è identico, e quindi cosa che mi cambia su quell'altro? Prendo, copio tale e quale, così com'è, lo porto giù, qui andiamo a scrivere di nuovo even, e qua invece di fare right facciamo left 200, meno 200 pixel. Allora andiamo e ce l'abbiamo, anche questo è fatto, ok, perfetto ragazzi, fin qua ce l'abbiamo, molto bene, ottimo. Adesso andiamo a rendere responsive questa struttura, non ci mettiamo tantissimo, ok, sono 4 cazzettine che dobbiamo fare. Allora partiamo innanzitutto dal fatto che se vado a stringere ovviamente abbiamo il problema del contenitore della timeline, del nostro punto timeline, che non è responsivo che schifo che fa responsivo, non è responsive, quindi qui entra in scena il primo breakpoint che abbiamo fatto, e nel primo breakpoint gli andiamo a dire subito ehi fratello, punto timeline, ok, e gli andiamo a dire che sia with 100% dello spazio disponibile, gli diamo un po' di padding, facciamo un padding sui 4 lati di 40 pixel, in maniera che questo poi da qui dai 1200 in giù ci segue. Salviamo, ricarichiamo, e se non abbiamo cannato niente, vedete, questo qua ci segue, che è una meraviglia, molto bene. E adesso però dobbiamo andare a lavorare sull'altro breakpoint, e su questo breakpoint gli andiamo a dire, allora, nell'ordine, beh, intanto dobbiamo riorganizzare un attimino le dimensioni dei font, quindi font size, questo facciamo 32 pixel per l'H1, e poi avevamo un H3, e andiamo a modificare un po' la posizione, padding top facciamo 20 pixel, ok, che così si gestiscono un po' meglio. Qua possiamo anche già tenerlo bello aperto con ispezione, così lo vediamo già, diciamo iPhone 10, ok, così vedete che il font si ridimensiona, ci sta tutto meglio, ovviamente anche l'H3 e compagnia bella. E adesso invece abbiamo un po' più di roba da fare. Allora ci andiamo a prendere il questo qui. Allora prendiamo questo, lo andiamo a cacciare qua sotto, perché li dobbiamo mettere tutti nella stessa posizione, quindi poi andiamo a fare una virgola, mettiamo questo e qui andiamo a scrivere even, ok, e andiamo ad azzerare i margin che abbiamo, quindi margin left 0 e margin right 0. Avete presente che prima gli abbiamo dato delle posizioni per andare a gestirli. Questi ovviamente adesso diventano grandi, width 100%, quindi non sono più alla metà come erano prima, e portiamo tutti i testi text align left, ok, me lo dà di default, bravissimo, bene, anche qua dovremmo esserci senza grossi problemi, dovremmo avere
tutto il posizionamento corretto, ok, perfect. Poi abbiamo da modificare la posizione di questo oggetto qui, che è il timeline before, se non ricordo male, punto timeline, due punti, before, che è in position absolute, quindi azzeriamo la sua posizione al 50% di left, lo portiamo a 20 pixel, quindi lo sportiamo appena leggermente qui a fianco, ok, perfetto. Questi tutto sommato pallino è già a posto, dobbiamo sistemare gli altri, e anche fino a qua ci siamo senza nessun problema. Adesso terminiamo con i before che abbiamo fatto qua. Allora partiamo con questo, perché questi qua li dobbiamo ovviamente risistemare di nuovo, quindi parto con questo e andiamo a dirgli: allora, tu sei odd, quindi spostiamo la sua posizione left meno 24 pixel, tanto sono piccoli parametri dove dobbiamo andare a lavorare, quindi se facciamo così il pallino va al suo posto, vedete, e si allinea con quell'altro sotto, perfetto. Poi dobbiamo andare a prendere entrambi questa volta, quindi questo qui sul before, sì, e poi dobbiamo prendere anche l'altro sempre sul before, even, e gli dobbiamo andare a dire, li tiriamo un po' sul pallino. Li tiriamo un po' su il pallino, sembra una frase da film porno di serie B. 5 pixel, allora ok, questo è a posto, e questi qua li andiamo ad allineare un po' più su, perfetto, perché qui voglio mettere il pulsante, quello con la data, che si trovano a destra e a sinistra, come potete vedere. Allora, questi qua ovviamente si chiamano time, quindi andiamo a prenderci il baraccopolo qua con even e odd, quindi questo è even, super coerenza, facciamo prima l'odd, tanto per mantenere coerenza con come abbiamo sempre scritto, odd, virgola time, vado qui, apro e chiudo, e qua andiamo a dirgli top meno 17 pixel, ok, left 40 pixel, ok, e right andiamo a dirgli di ereditare in red la baracca, e mi sembra che tutto sommato anche qua dovremmo esserci. Vediamo un po' se sono andati sul posto giusto. Yeah, figata, ok. Mi sembra che non c'è altro, ragazzi. Allora, rivediamo un attimino tutta la baracca. Allora, questa è la nostra HTML CSS Dark Mode Timeline Facebook Style, possiamo dire così. Mazza quanto dura sto video, che due palle, mi tocca montarlo. Allora, quindi qui abbiamo questa bella timeline in stile Facebook, con i colori di Facebook, completamente responsive, che si adatta meravigliosamente ai nostri dispositivi. Tac! È tutta realizzata in Flexbox con i position e tutto il resto che ci va dietro. Insomma, dai, anche per oggi un bel esercizio. Mi appropinquio al montaggio. Vi ricordo sempre che se il video vi è piaciuto potete seguirmi, lasciate un commento, lasciate un like, lasciate tutto quello che vi pare. Noi ci vediamo alla prossima. Come sempre, see you next time, guys.